Amiche e amici della città, ben ritrovati, nuova puntata della nostra rubrica Le Ciacole, rubrica di chiacchiere, curiosità e varie amenità. Oggi parliamo di teatro, finalmente un po' di cultura, e siamo con Alfredo Grazioli, che è il presidente di una compagnia di teatro che sta lavorando per portare in scena una storia molto interessante, una storia pordenonese che esce, possiamo dirlo, dalle pieghe della storia con la S maiuscola, e che riguarda Angioletta delle Rive, sì. Personaggio misconosciuto ai più, anche pordenonesi, ma un personaggio molto interessante perché oltretutto appartiene a un periodo storico molto interessante. Sì, infatti il periodo storico a cui si rivolge, o meglio il periodo storico in cui si è svolta purtroppo questa vicenda è il 1650-1651. Era nostro desiderio poter portare in scena un qualche cosa di storico, qualcosa accaduto qui nella città di Pordenone, che offrirebbe tanti altri spunti, ma noi avevamo deciso di prendere come soggetto di quello che noi volevamo rappresentare proprio questa storia, quella di Angioletta dalle Rive e di sua figlia Giustina, che sicuramente hanno vissuto in una delle epoche più controverse dal punto di vista religioso. Infatti l'Inquisizione imperversava in quegli anni. Siamo nel periodo della Controriforma, no? Esatto. Che cerca con le buone, ma soprattutto con le cattive, di arginare il luteranesimo e tutte le altre eresie che si erano diffuse in Europa, no? Quindi la Chiesa è sul piede di guerra, la Chiesa cattolica romana è sul piede di guerra, e ogni cosa che odora di eresia viene subito, perseguita. E Angioletta delle Rive viene presa di mira perché è una donna del popolo, una donna indifesa, e ha semplicemente la caratteristica di essere un'erbaria, no? Cioè esatto, di curare con le erbe e con questa medicina popolare tradizionale. Sì, infatti se all'epoca poter risolvere un malessere con le erbe poteva rappresentare poi una buona scusa per essere messe di fronte a un inquisitore, era un'altra epoca. Adesso magari la cosa potrebbe farci sorridere da un lato, però riflettere da un altro, perché in qualche modo in questa storia noi ci abbiamo intravisto anche una sorta di violenza perpetrata soprattutto ai danni delle donne, perché la stragrande maggioranza dei casi di stregoneria, come venivano definiti, purtroppo riguardavano proprio donne. Ti interrompo perché sì, magari poi saranno i tuoi amici, no, a entrare un po' più nel dettaglio della storia. Io volevo chiedere a te più che altro qualche notizia sulla compagnia, no? Sì, voi siete volentieri un gruppo di amici appassionati di teatro e avete costituito questa compagnia che metterà in scena una pièce scritta da voi. Allora, la pièce non è stata scritta da noi. Noi l'abbiamo tratta dal libro della professoressa Ornella Lazzaro, Le amare erbe. Abbiamo utilizzato i suoi testi perché abbiamo trovato il libro veramente molto interessante, ricco non solo di spunti ma anche di testimonianze storiche dell'epoca. Infatti è frutto di una attenta e profondissima ricerca. Per quello che riguarda invece il gruppo Teatro e Musica, di cui vorrei parlare lasciando poi spazio al regista e una delle coautrici dello spettacolo. Noi sì, siamo un gruppo di amici, ci siamo messi assieme nel 2017, proveniamo da altre realtà del teatro amatoriale. Nel 2018 abbiamo formalizzato la nostra unione facendo nascere il gruppo Teatro e Musica Parole Note di Roveredo in Piano. Abbiamo realizzato diversi spettacoli, abbiamo cominciato con un De Filippo, Peppino De Filippo, di cui abbiamo messo in scena L'ospite gradito. Poi siamo passati a qualcosa di più comico, abbiamo tratto spunto da una storia scritta da un regista toscano di Piramo, Valerio Di Piramo, che abbiamo trovato molto simpatica. Era la storia dei due fantasmi, quella si intitolava Solo una vecchia mansarda. La cosa particolare è che si trattava di due fantasmi, guarda un po', erotomani, i quali non perdevano, pur essendo trapassati, non perdevano l'occasione di poter correre appresso alle gonnelle.
E successivamente poi abbiamo realizzato degli altri lavori. Di spicco c'è un mediometraggio dedicato ai 700 anni della scomparsa di Dante Alighieri con la regia di Vincenzo Muriano e Maurizio Perrotta, e poi abbiamo realizzato varie altre cose fin quando non abbiamo messo in scena l'unica commedia scritta da Maurizio Costanzo, che è Voti a rendere. È uno spettacolo che ci ha dato tantissime soddisfazioni, l'abbiamo replicato 30 volte e abbiamo ancora altre richieste per questo spettacolo. Nel frattempo però abbiamo realizzato ancora un altro spettacolo teatrale dal titolo No, stiamo tutti bene, è tratto da un romanzo, è una storia abbastanza singolare, ma non voglio parlarne adesso perché vorrei lasciare spazio a Vincenzo Muriano e Ilaria Pacelli, che continueranno a raccontare quello che riguarda lo spettacolo che ci accingiamo a rappresentare, cioè Le amare erbe. Ben trovati. E allora partiamo con Ilaria. Immagino che per realizzare un lavoro come questo alla base ci sia stato un lavoro certosino di ricerca storica e filologica. Certo, allora in realtà noi ci siamo affidati al testo di Ornella Lazzaro, Le amare erbe, che insomma, potremmo dire ha fatto per noi il lavoro minuzioso e importante di ricerca sui testi storici, che sono veramente imponenti. Forse proprio una delle peculiarità della storia è quello di avere un apparato di documenti istruttori molto grosso, insomma molto imponente. Quindi le testimonianze storiche sono veramente corpose e interessanti, cioè vengono riportate proprio con esattezza le parole dei testimoni e nella scrittura del testo, negli atti, proprio presi dagli atti del processo, riportati dalla Lazzaro nel testo di Amare erbe e ripresi poi da noi, insomma a loro volta calati nel testo, nella sceneggiatura, insomma nel copione, ecco, chiamiamolo così. E quindi allora diciamo che il lavoro nasce in un contesto scolastico, cioè la scrittura è una scrittura più mani, che vede come coautori, insomma, me, la mia collega Alessandra Zeni e Alessandro Gennaro, che ha anche un ruolo tecnico, insomma, importante nella compagnia teatrale, perché lui si occuperà delle luci, che hanno un'importanza enorme, un'importanza notevole, come poi spiegherà meglio Vincenzo. Quindi il lavoro iniziale era destinato a una realtà scolastica. L'abbiamo ripreso poi di nuovo assieme a Alessandra e Alessandro, con la vicinanza e l'affiancamento di Vincenzo. Abbiamo fatto un lavoro di pulizia linguistica abbastanza importante. Abbiamo cercato, lavorando con adulti, non più con ragazzi ma con adulti, abbiamo cercato di recuperare in maniera abbastanza fedele quella che poteva essere la lingua dell'epoca. Ecco, ma adesso cerchiamo di sintetizzare, fare una specie di sinossi perché chi ci ascolta magari non ha contezza di quella che fu la storia interessantissima di Angioletta delle Rive. Facciamo in sintesi, raccontiamo un po' di cosa si tratta. Poi ovviamente la gente verrà a teatro e vedrà lo spettacolo. Certo, sì, ovviamente in maniera molto breve. Insomma, Angioletta e Giustina delle Rive sono due donne, madre e figlia, che vivono nella Pordenone di metà Seicento, quindi c'è la grande storia, no? Quella della riforma, della controriforma, del Concilio di Tridentino, che entrano in una realtà piccola come Pordenone, e loro vengono accusate di stregoneria. In realtà si tratta di due donne molto semplici, manca in famiglia
famiglia la figura maschile, quindi c'è un problema economico di fondo che le spinge a operare, e vengono di fatto prima c'è un sospetto, questo sospetto poi finisce nelle mani del Santo Uffizio, finisce nelle mani dell'Inquisizione per diciamo un dubbio del provveditore Francesco Loredana, il quale segue tutta la prima fase processuale. A un certo punto potrebbe chiudere il tutto, perché potrebbe chiudere l'istruttoria perché non ci sono prove sufficienti per poterli accusare di stregoneria, ma il dubbio di aver derogato in qualche modo a una funzione più alta e più importante, quindi è una storia dove sono molto visibili, no? Quindi diciamo che nelle more del processo Angioletta viene praticamente dimenticata in carcere e morirà in questa sorta di custodia cautelare, quindi prima di essere condannata. Morirà perché forse, non avendo sostegni, appoggi, essendo una donna sola del popolo, subirà le conseguenze di questa giustizia ingiusta, insomma, soprattutto nei confronti delle donne e dei soggetti deboli. Certo, diciamo che l'intervento dell'inquisitore è drastico, viene avviato il processo, i testimoni sono ben 36, quindi è già di per sé un copione teatrale la teoria degli incartamenti processuali, e si conclude appunto con l'incarcerazione delle due. La madre, Angioletta, morirà come ci siamo detti in carcere, e Giustina verrà poi liberata, dietro però promessa di non procurare più noia alla Santa Inquisizione. Questa è la conclusione della storia. Di fatto però questa accusa, come dire, è diciamo una forzatura che deve risolvere delle tensioni latenti che sono proprie del periodo storico, cioè noi siamo in un momento di passaggio tra il Medioevo e l'età moderna, no? Quindi c'è questo conflitto tra individualismo e ideale comunitario. Chi è diciamo in una posizione più forte da un punto di vista sociale deve in qualche modo giustificare a se stesso e all'esterno questo mancato interesse a poter, come dire, dare una mano a chi è in una condizione di debolezza. Certo. Perché si è concentrati su se stessi, sulla propria autoaffermazione, per cui viene meno, no, la struttura di sostegno comunitaria. L'accusa di stregoneria diventa un modo per risolvere questa tensione, questo conflitto. In questo senso la storia è attualissima e insomma non credo di esagerare nel poter dire che indaga delle dinamiche che sono proprio universali e sono proprio della storia con l'S maiuscola. Senza tempo, potremmo dire. Sì. Ecco, Vincenzo, l'opera si fonda molto anche su una ricerca che riguarda i costumi. Sì. No? Avete cercato di ricreare nella maniera più fedele possibile i costumi dei popolani e dei notabili della Pordenone del XVII secolo, e soprattutto, mi dicevi nel fuori onda, c'è un utilizzo della luce atto a ricreare delle atmosfere barocche, quasi caravaggesche, potremmo dire. Decisamente, infatti ci siamo affidati alla luce come vera e propria drammaturgia insieme al testo, come anche la musica d'epoca, la musica della l'area veneta ma anche friulana del Seicento, che dentro ha delle connotazioni molto particolari che ti raccontano attraverso le sonorità, attraverso le nuance molto particolari, questo scurismo e questo mondo legato alla paura, la paura del non conosciuto, del diverso in qualche modo, no? Perché di fatto poi Angioletta è il capro espiatorio di un potere che si accanisce sui deboli. Anche perché poi è un accanimento giudiziario da una parte, religioso dall'altra, anche perché c'è la figura del frate francescano, fra Francesco appunto Missini da Orvieto, è una figura interessante e di grande impatto storico e teatrale, perché diciamo che questo frate
aveva pur giovane, perché poi di fatto muore appena 43enne, quindi stiamo parlando di un frate insomma, che ha più o meno 40 anni quando poi svolge l'istruttoria, è in cerca di fama. È un frate già molto conosciuto in area veneta e friulana, ha già avuto le sue, come potremmo dire, i suoi successi dal punto di vista proprio carrieristico, e Angioletta, quando lui annusa in qualche modo la possibilità a Concordia, perché lui si muoveva tra Concordia e Udine, annusa questa possibilità, subito si aggancia e entra in gioco tutto poi il corredo istruttorio che sacrifica questa vita fondamentalmente. La cosa interessante è che, come ha detto giustamente Ilaria, abbiamo deciso di seguire il tracciato letterario e appunto testuale di Ornella Lazzaro, che riporta con grande esattezza i testi, quindi il parlato seicentesco, e abbiamo anche poi voluto giocare così tra l'italiano dell'epoca e il dialetto pordenonese più vicino possibile a un dialetto ovviamente non seicentesco, però comunque in qualche modo meno moderno e meno, diciamo, aderente a quello che in qualche modo si può parlare ora, Ecco, c'è già una data per il debutto, no? di questa opera teatrale. Quando e dove? Allora, dovremmo farla il 29 di novembre al Teatro Gozzi a Pasiano di Pordenone, e in prima, e dopo, ripeto, siamo in trattativa per altre, diciamo, possibili date, anche perché questo lavoro ha bisogno di uno spazio particolare, e per la vicinanza al pubblico e anche per la connotazione proprio spaziale, sì teatrale, ma anche visto il lavoro di luci che facciamo, un impianto scenico e una struttura che ci permetta di realizzare quello che vogliamo restituire appunto teatralmente. E quindi poi diciamo inizierete una piccola tournée di questo spettacolo che speriamo prima o poi, più prima che poi, magari riuscirete a portare anche a Pordenone, visto che la storia è pordenonese. Facciamo magari già un appello all'assessorato alla cultura Alberto Parigi perché accolga favorevolmente questa vostra iniziativa, insomma. Sì, grazie per questa, come dire, no, questo appello, e sì, il desiderio sarebbe di riportarlo a Pordenone, dove poi sono avvenuti i fatti, e in un particolare luogo di Pordenone, non so se posso anticiparlo, che è la chiesa dell'ex convento di San Francesco, dove di fatto a pochi metri di fatto troviamo i luoghi, il Mulin del Gobbo, quindi quella che era praticamente nell'ascesa la grande roggia dei mulini, dove di fatto si muovevano tutti questi personaggi, quindi lungo le rive del Noncello, e poi la parte centrale di quella legata al potere di Francesco Gallera, il cavaliere pretorio, dei vari messi e i vari personaggi che poi diventeranno i testimoni, i 36 testimoni dei 42 testimoni che poi si muoveranno a sfavore soprattutto di Angioletta, e quindi insomma il desiderio sarebbe di portarlo in quel luogo. Perché è un luogo abbastanza spoglio da orpelli, quindi assolutamente adatto a una restituzione pulita, semplice, che vuole favorire la recitazione, uso del corpo, uso della voce, presenza scenica, attraverso poi il lavoro che stiamo facendo appunto con l'aiuto regista, che è Alessandro Gennaro, coautore testuale e parte storica del gruppo, e poi anche il lavoro costumistico che è curato. Vorrei parlarne semplicemente per citare anche l'autrice di questi costumi, brevissima, che è Anna Fadelli, che appunto è la curatrice dei costumi, Chimera Style, e praticamente la musica dell'epoca, come dicevo prima. Bene. Ringraziamo i nostri ospiti, diamo appuntamento a chi ci ascolta allora il 29 novembre al Teatro Gozzi di Pasiano.
A questo punto dal chiostro della biblioteca di Pordenone, che è il consueto luogo teatro di questa rubrica Le Ciacole, ringraziamo Tony Mazzucchin, il titolare del bar che ci ospita. Dicevo, anche per questa puntata è tutto, a presto, ciao.